Stamani, giornata della memoria, si è voluta ricordare la figura di Calogero Marrone, originario di Favara, un impiegato del comune di Varese che 80 anni fa, dopo aver vinto un concorso, si ritrovò impiegato all'anagrafe del comune stesso e da quella postazione riuscì ad aiutare un gran numero di ebrei a scappare in Svizzera fornendo loro dei documenti veri ma falsi. L'evento, voluto dalla stessa fondazione che prende il suo nome, è stato inserito nell'ambito della 9ª settimana della memoria, che coincide con l'80° anniversario della liberazione e dell'assassinio di Marrone e che ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole di Favara. Sì, noi come ogni anno da più di 10 anni ormai a Favara facciamo la settimana della memoria. Una settimana intera dove le scuole con i loro contributi, le associazioni, si ricorda la Shoah. Da qualche anno abbiamo un esempio in più da riportare ai nostri ragazzi, che è quella di Calogero Marrone. Giusto tra le nazioni, medagliatore al merito civile, è stato un eroe favarese che al comune di Varese, grazie al fatto che era il capo dell'ufficio anagrafe, è riuscito a salvare centinaia di antifascisti ebrei, salvandoli da morte certa falsificando i documenti. Tra l'altro c'è anche una fondazione che ha supporto. Sì, io sono il presidente pro tempore, perché il sindaco di Favara è il presidente della Fondazione Marrone, che si occupa proprio di portare avanti i temi legati alla liberazione, alla Shoah, e soprattutto far conoscere questo eroe dimenticato a tutti. Quest'anno c'è stato un bel concorso letterario aperto tutta la regione, l'anno prossimo prevediamo di farlo per la nazionale. Il premio è per i ragazzi un viaggio a Dachau, l'abbiamo fatto già l'anno scorso, un'esperienza memorabile. Anticipiamo che il 6 di marzo faremo un'iniziativa sulla giornata dei giusti, dove proietteremo il docufilm prodotto proprio in questo viaggio. Qualcosa di importante. I ragazzi che sono venuti con noi hanno appreso tanto, hanno visto, hanno compreso e sono diventati insieme a noi testimoni di quella tragedia ed è questo nostro grande personaggio. Rosario Manganella della Fondazione Marrone. Oggi si conclude la settimana in memoria di Marrone, appunto con questa iniziativa qui all'Istituto Guarino, che coinvolge anche, oltre l'autorità, ovviamente anche gli alunni e i ragazzi. Sì, questo è il 9° anno in cui celebriamo la giornata della memoria. Abbiamo iniziato quasi in maniera silenziosa e man mano siamo andati crescendo in maniera esponenziale. Le scuole hanno aderito fin dall'inizio, per la verità, al nostro invito e hanno contribuito a rendere questa giornata una giornata, diciamo, di ampio respiro, tale da poter impegnare, diciamo, decine, forse alla fine centinaia, e se andiamo nel tempo, se mettiamo assieme tutti questi 9 anni nei quali abbiamo organizzato la giornata, la settimana della memoria, perché noi facciamo 7 giorni, sono circa diverse migliaia di ragazzi che hanno avuto modo di conoscerci, di conoscere che cosa è stato la Shoah, che cosa è stato l'Olocausto, che cosa è stato il fascismo, il nazismo, che cosa sono stati i campi di concentramento, i campi di sterminio e soprattutto che cosa è stato Calogero Marrone, un uomo giusto, un uomo che è stato anche insignito della onorificenza di medaglia d'oro al merito civile da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un uomo, diciamo, coraggioso, che ha sacrificato la sua vita per salvare centinaia di ebrei e di antifascisti, falsificando le loro carte d'identità e dandone una nuova per evitare che potessero finire nelle grinfie dei tedeschi e quindi poi portati nei campi di concentramento o addirittura assassinati, come è successo in pratica, diciamo, in tutta l'Europa, dove c'è stata poi, diciamo, la guerra e tutto quello che viene dopo.